Intercopa chiede venga costituita una nuova società per la gestione dell'acqua pubblica. Maxi truffa all'Unione Europea, 94 misure cautelari, 151 aziende sequestrate, coinvolto notaio di Canicattì. Operazione contro il clan di Belmonte Mezzagno, 4 arresti. Terzo sub trovato morto sulle coste siciliane, altri colpi di scena sui carichi di droga ritrovati sulle spiagge, ad iniziare da San Leone. 52 anni fa, 16 scosse, 231 vittime, oltre 600 i feriti e migliaia gli sfollati. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Intercopa, il Comitato per la gestione dell'acqua pubblica, chiede che venga costituita una nuova società perché fino ad allora continuerà ad esserci la gestione commissariale di Girgenti Acque. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si torna a parlare di acqua in una nota stampa di Intercopa, il Comitato per l'acqua pubblica. Il coordinatore del movimento Franco Zammuto afferma come per 10 anni comitati, associazioni e sindacati si sono battuti per raggiungere il doppio risultato di cacciare via il gestore del servizio idrico integrato, Girgenti Acque, e ottenere così la gestione pubblica del servizio attraverso la creazione dell'azienda speciale consortile. Risultati che, nonostante la diffidenza di tanti, sono stati ottenuti. Purtroppo dalla fine di ottobre l'ATI di Agrigento non è stata ancora capace di produrre l'atto costitutivo dell'azienda speciale consortile necessario per sostituire l'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque, che rimarrà attiva fino a quando non sarà sostituita dalla nuova società. Tant'è che la gente ancora non crede che Girgenti Acque sia stata cacciata via. Le ragioni dell'impasse sono chiare ed evidenti, ma guai a dirle. Per Zammuto si rischia di essere smentiti un attimo dopo averle esposte, così come probabilmente avverrà dopo questo comunicato, dove andremo a spiegare le ragioni del fermo. Per noi di Intercopa sono due. Primo, non sanno come risolvere il problema degli 8 comuni che chiedono di continuare come hanno fatto dal 2007 a oggi, con la gestione autonoma ai sensi dell'articolo 147 bis. I sindaci non sanno come finanziare la nuova società. Sul primo punto, per sgravarsi da responsabilità, hanno affidato al direttore dell'ATI il compito di verificare se gli 8 comuni hanno i requisiti per poter agire in house l'acqua. Ma purtroppo a oggi gli uffici dell'ATI non hanno ancora un direttore, ma sono solo facenti funzione che indubbiamente non si accollerà all'onere, anche se è vero procedure concorsuali per la sua nomina sono state già avviate. Per quanto riguarda i finanziamenti che i comuni devono affrontare, è semplicemente una questione di responsabilità. Le forme e i modi di finanziarsi sono diversi. Il punto è che hanno paura di fallire, di non riuscire a creare un ambito territoriale virtuoso capace di ottenere risultati come tanti altri ambiti in Italia riescano a ottenere. Insomma, per Zammuto ogni pretesto è buono per inviare il problema e non assumersi così le responsabilità delle quali farebbero volentieri a meno. C'è da scommettere che le prossime tornate elettorali comunali, che riguardano alcuni comuni di un certo rilievo della nostra provincia, saranno il prossimo pretesto per rinviare, come ad esempio Agrigento, e intanto i cittadini della nostra provincia, ai quali non è concesso utilizzare alcun pretesto, continueranno a subire grossi disagi per disservizi vari e continueranno a pagare le bollette tra le più alte d'Italia. Maxi truffa, finanziamenti milionari per terreni fantasma. Per anni l'Unione Europea ha pagato ai boss siciliani milioni di euro di contributi per lo sviluppo dell'agricoltura. Sono 94 le misure cautelari scattate all'alba, 151 le aziende sequestrate, ai domiciliari anche un insospettabile notaio di Canicattì, Antonio Pecoraro, 73 anni, accusato di concorso esterno in un'associazione mafiosa. C'è il servizio.
C'è anche il notaio Antonino Pecoraro, 73 anni, di Canicattì, tra i 94 arresti effettuati questa mattina all'alba in un blitz contiguo di Carabinieri e Guardia di Finanza su coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Il notaio agrigentino è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta ha portato anche al sequestro di 150 imprese, decapitati i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Gli indagati sono in tutto 194. 94 le misure cautelari emesse, 48 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, altri di arresti domiciliari. In cella sono finiti i vertici delle famiglie mafiose dei Batanesi, gregari, estorsori e colonnelli dei due clan storici dei Nebrodi. Le accuse sono a vario titolo di associazione mafiosa, truffa aggravata, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di droga. L'indagine coinvolge anche imprenditori e professionisti insospettabili come il notaio Pecoraro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il GIP di Messina, che ha emesso l'ordinanza Sergio Mastroeni, ha analizzato oltre 30.000 pagine di atti giudiziari. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri del ROS, del Comando Provinciale di Messina e dal Comando Tutela Agroalimentare e dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina. C'è anche il sindaco di Tortorici, piccolo comune del Messinese. Tra i 94 arrestati, la Guardia di Finanza ha infatti arrestato Emanuele Galati Sardo, 39 anni, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l'accusa, Galati Sardo era considerato a disposizione dell'organizzazione mafiosa per la commissione di una serie di truffe e aveva rapporti diretti con il boss Aurelio Faranda, dicono gli investigatori delle Fiamme Gialle. Il 39enne è stato eletto lo scorso aprile, supportato dalla lista Uniti per cambiare Tortorici. Operazione contro il clan mafioso del paese palermitano Belmonte Mezzagno. In meno di un anno sono accaduti 2 omicidi e un tentato omicidio. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito 2 arresti e 2 fermi. I particolari nel servizio. È stato arrestato Salvatore Francesco Tumminia, ritenuto il nuovo capo del clan di Belmonte Mezzagno. Questo l'esito del blitz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. Tumminia era da poco tornato in libertà dopo essere stato condannato per associazione mafiosa a seguito dell'operazione Perseo del 16 dicembre 2008. Le investigazioni hanno fatto emergere come Salvatore Francesco Tumminia avesse accentrato il potere nelle proprie mani, gestendo il settore delle estorsioni, infiltrandosi nelle istituzioni della città e ponendosi quale punto di riferimento per i propri sodali e per i propri concittadini. Le attività di indagine dei carabinieri, che erano state focalizzate sul territorio belmontese già all'indomani dell'omicidio di Vincenzo Greco, avvenuto il 10 gennaio 2019, che è stato il primo degli omicidi che fecero seguito all'operazione Cupola 2.0 del 4 dicembre 2018. È stato evidente infatti che l'arresto e la successiva decisione di collaborare con la giustizia di Filippo Bisconti, all'epoca capo del mandamento di Belmonte, avessero provocato delle forti ripercussioni che servirono per riscrivere gli assetti e le dinamiche della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno, individuando in Tumminia il nuovo capo del clan. Alcuni esempi dell'attivismo in tal senso da parte di Tumminia sono stati la richiesta formulata da un avvocato penalista al capofamiglia di intervenire per fargli riscuotere un credito che da anni vantava nei riguardi di uno dei suoi assistiti, ed ancora a Tumminia ci si rivolse per la gestione di una controversia sorta tra alcuni solidali a seguito di una richiesta estorsiva formulata nei riguardi di un artigiano, fratello di uno degli uomini d'onore belmontesi. Le intercettazioni facevano emergere le lamentele dell'artigiano che, dopo aver raccontato a fratello di aver ricevuto un pizzino contenente la pretesa estorsiva e le connesse minacce di morte, si rivolse al capofamiglia affinché intervenisse per evitargli il pagamento del pizzo. Tumminia avrebbe anche messo le mani nel locale distaccamento Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Ufficio Servizio per il territorio di Palermo, disponendo autonomamente i turni degli operai stagionali e organizzando a piacimento le squadre di lavoro, favorendo i dipendenti a lui vicini. L'ingerenza era tale che nel paese si era diffusa la convinzione che l'unico modo per ottenere un contratto stagionale fosse quello di parlarne direttamente con Tumminia, il quale si faceva vanto delle minacce fatte nei confronti dei dirigenti dell'ufficio locale non collaborativi.
Fra i soggetti raggiunti dai provvedimenti restrittivi vi è anche Giuseppe Benigno, il quale nei giorni successivi al plateale tentativo di omicidio nei suoi confronti si era dato alla fuga trovando rifugio da alcuni parenti a Piubega, comune in provincia di Mantova, dove è stato rintracciato dai militari e tratto in arresto. Le indagini hanno documentato come Benigno fosse un soggetto intraneo alla famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno, che operava in contatto con i vertici del mandamento e della famiglia mafiosa facente capo a Salvatore Francesco Tumminia e prima dell'operazione Cupola 2.0 con Filippo Visconti, agevolando la commissione dei reati fine dell'associazione quali le estorsioni, coadiuvando i sodali nel controllo del territorio, agevolando i contatti e gli incontri con gli appartenenti alle varie famiglie mafiose. Un altro sub, il terzo dal 31 dicembre scorso, è stato trovato morto in contrada Ginestra, a Termini Imerese, lungo il litorale del Palermitano. Ha il volto sfigurato e non è riconoscibile. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Gli altri due erano stati trovati a Cefalù e a Castel di Tusa. La distanza massima tra i luoghi dei ritrovamenti è di circa 60 km. Le morti potrebbero essere collegate con alcuni carichi di hashish trovati in diverse spiagge dell'isola. Sulla vicenda stanno indagando 5 procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti di droga. Arresti: i carabinieri fermano un palmese di 53 anni e un egiziano di 26 e sequestrano 156 grammi di marijuana in manette, anche un uomo di 58 anni e uno di 47, entrambi di Canicattì, sorpresi a contrattare la vendita di un trattore rubato. Il nostro direttore Arturo Cantella. 2 brillanti operazioni sono state svolte nella nostra provincia dai carabinieri di Agrigento, una a Palma di Montechiaro che ha riguardato un sequestro di droga, un italiano e un egiziano, l'altra a Campobello di Licata, dove i carabinieri cercano un trattore rubato e trovano invece 2 ricettatori che sono stati immediatamente arrestati. A Palma di Montechiaro i carabinieri hanno arrestato infatti 2 pusher, un palmese di 53 anni e un egiziano di 26 anni, trovati in possesso di quasi 2 etti di marijuana. Nel corso di uno dei frequenti e mirati servizi per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti, i militari della stazione di Palma di Montechiaro hanno deciso di controllare un'abitazione in campagna con annesso ovile, sospettando che proprio lì, al riparo degli occhi indiscreti, vi fosse un certo traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri, dopo aver fatto ingresso nel terreno, hanno intercettato 2 uomini intenti ad armeggiare all'interno della casa con diverse dosi di marijuana, trovata anche fuori dalla casa e dentro il bagagliaio di un'autovettura sistemata lì vicino, per un totale di quasi 2 etti di erba, pronti a essere confezionata e venduta. A quel punto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e di sostanze stupefacenti, i 2 uomini sono stati arrestati e tradotti e messi a disposizione dall'autorità giudiziaria. Mentre a Campobello di Licata i carabinieri hanno arrestato un 58enne e un 47enne di Canicattì, sorpresi che stavano contrattando la vendita di un trattore trafugato al proprietario qualche ora prima nella città di Naro. Nelle prime ore del mattino di ieri, infatti, un cittadino si è recato dai carabinieri alla stazione di Naro a denunciare proprio il furto del suo cingolato. I militari hanno subito dinamato così le ricerche del mezzo in tutta la provincia. Incessanti sono state le condotte dei colleghi che hanno permesso di individuare proprio a Campobello di Licata il mezzo agricolo simile a quello rubato. I carabinieri si sono così appostati tra la vegetazione sulla collina, dalla quale hanno notato movimenti sospetti di 3 uomini che armeggiavano intorno al mezzo. Da lì l'idea di intervenire subito. Uno dei 3, probabilmente l'aspirante acquirente, è riuscito però a fuggire, mentre i 2 ricettatori che stavano contrattando la vendita del mezzo agricolo sono stati bloccati. Immediati gli accertamenti che hanno permesso di constatare che si trattava proprio del trattore agricolo rubato poco prima a Naro. Per i 2, sorpresi in possesso del trattore, sono così scattate le manette ai polsi con l'accusa di ricettazione. Il trattore quindi è stato restituito al legittimo proprietario, il quale, stupito dalla celerità e dall'efficacia dell'intervento, ha ringraziato i carabinieri. I militari in atto sono sulle tracce del terzo complice.
Se il possibile rinvio a giudizio a carico del sindaco uscente di Agrigento Lillo Firetto nella vicenda sui presunti bilanci gonfiati a Porto Empedocle aveva spinto molti a ritenere che il primo cittadino rinunciasse a candidarsi, lui ha confermato comunque la sua partecipazione alla campagna elettorale con una formazione di respiro totalmente civico. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Processo Stato-mafia, la Corte d'Appello accerta assoluta innocenza dell'ex ministro Calogero Mannino. C'è il servizio. I giudici smontano la tesi della procura. Calogero Mannino non avviò una trattativa con la mafia. Per loro l'ex ministro DC era nel mirino di Cosa Nostra, non per non aver rispettato un patto, ma per averla contrastata. Non è stato affatto dimostrato che Mannino fosse finito anch'egli nel mirino della mafia a causa di sue presunte e indimostrate promesse non mantenute, addirittura quella del buon esito del primo maxiprocesso, ma anzi, al contrario, è piuttosto emerso dalla sua sentenza assolutoria che costui fosse una vittima designata dalla mafia proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a Cosa Nostra, quale esponente del governo del 1991, in cui era rientrato dal mese di febbraio di quello stesso anno. Lo dicono i giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza del 22 luglio scorso, con cui hanno confermato l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, accusato di violenza e minaccia a corpo politico dello Stato. L'accusa sosteneva che Mannino, dopo non aver rispettato i patti con le cosche, avrebbe tremuto per la sua incolumità e dato avvio a una trattativa. Tesi che per i giudici si palesa non solo infondata, ma anche totalmente illogica ed incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti, con la quale non combacia, da qualunque punto di vista la si voglia guardare, scrivono i giudici. Mannino, 80 anni, che aveva scelto il rito abbreviato, era stato già assolto in primo grado a novembre 2015. L'assoluzione in secondo grado era stata emessa a luglio scorso. L'accusa il 6 maggio 2019, al termine della requisitoria, aveva chiesto, in riforma alla sentenza di primo grado, la condanna a 9 anni di reclusione per l'ex ministro, la stessa chiesta dai pubblici ministeri in primo grado. La Cassazione ha depositato le motivazioni relative al verdetto emesso all'udienza che si è svolta lo scorso 21 novembre e che si è conclusa con il rigetto del ricorso della difesa di Veronica Panarello contro la condanna a 30 anni di reclusione inflitta alla donna dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania nel 2016 per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del figlio di 8 anni, Loris Stival. I giudici rigettano che la Panarello abbia sempre conservato coscienza e lucidità nei propri atti e tra l'altro hanno scritto Veronica Panarello non versava in stato confusionale come la stessa ha cercato di far credere, ma al contrario era perfettamente cosciente e orientata nell'attività di eliminazione delle tracce del reato commesso e del depistaggio delle indagini. Scintille in aula durante la deposizione del poliziotto che ha coordinato gran parte dell'attività di indagine sull'inchiesta alla carica delle 104. Vediamo. Le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di 2 vere e proprie bande criminali parallele, non solo un vincolo associativo ma 2, uno che faceva capo al bidello Antonio Laimo e l'altro al baby pensionato Daniele Rampello. L'allora ispettore della Digos, Lanfranco Lantieri, ricostruisce così in aula l'inchiesta sulla fabbrica dei falsi invalidi denominata la carica delle 104, che ha sgominato una rete di cui ne avrebbero fatto parte medici corrotti, pubblici funzionari e faccendieri, che, sostiene l'accusa, attestavano falsamente patologie e invalidità per truffare lo Stato con previdenza e benefici, come esoneri o trasferimenti in ambito lavorativo, previsti dalla legge per chi è invalido, è malato o lo è realmente. Il poliziotto della questura di Agrigento ha coordinato sul campo gran parte dell'attività investigativa dell'ufficio, che all'epoca era diretto da Carlo Mossuto, e rispondendo al PM Paolo Avetro ha iniziato la sua audizione, che non è neppure arrivata a metà e continuerà il prossimo 3 marzo. Toni molto accesi fra difesa, in particolare gli avvocati Antonino Gazziano e Raimondo Tripodo, e il magistrato della procura per la genericità delle domande e la difficoltà, secondo i legali, di poter esercitare il mandato difensivo. Contestata in particolare la lettura quasi integrale delle relazioni di servizio che il codice non consente per i dibattimenti. Una polemica processuale continua che ha spezzettato parecchio l'udienza. Lantieri ha ricordato che l'indagine ha avuto diversi impulsi, fra questi le segnalazioni del direttore dell'INPS che denunciava irregolarità e stranezze su alcune situazioni legate alle commissioni di invalidità, oltre che denunce di un gruppo di insegnanti.
Una vera e propria associazione a delinquere, secondo il poliziotto che ha dato questa definizione in aula provocando la protesta della difesa. La qualificazione giuridica di un fatto, ha detto l'avvocato Tripodo, non può essere affidata al test, altrimenti gli facciamo scrivere la sentenza e ce ne andiamo a casa. Diaconi e lettori, 12 seminaristi riceveranno il ministero. C'è il servizio. La Chiesa Agrigentina si arricchisce di nuovi lettori e diaconi. Domenica 26 gennaio, giorno in cui per la prima volta verrà celebrata la giornata sulla parola di Dio, istituita da Papa Francesco con il motu proprio Aperuit Illis, a 6 seminaristi verrà conferito il ministero del lettorato. Si tratta di Marco Caruso della Comunità Ecclesiale di Agrigento, Marco Scirica della Comunità Ecclesiale di Menfi, Vito Gervasi e Calogero Taiella della Comunità di Favara, Salvatore Russo della Comunità di Agrigento e Angelo Porrello della Comunità Ecclesiale di Ricata. A dare l'annuncio l'arcivescovo Montenegro nel corso della celebrazione eucaristica in seminario. La celebrazione si terrà nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria al villaggio Mosè ad Agrigento con inizio alle 11. 6 nuovi diaconi saranno invece ordinati dall'arcivescovo Montenegro alla vigilia della festa del patrono della Curia e della città San Gerlando. Il prossimo 24 febbraio dunque la Chiesa Agrigentina si arricchirà di 6 nuovi servi del Signore. I seminaristi che in questi giorni si stanno preparando con la preghiera a ricevere l'ordinazione diaconale sono Davide Burgio, 32 anni della Comunità Ecclesiale di Porto Empedocle, Alessio Caruana, 40 anni, e Dario Fasone, 38 anni, entrambi della Comunità di Agrigento, Matteo Mantisi, 31 anni, e Calogero Putrone, 35 anni, entrambi di Realmonte, e Salvatore Piazza, 26 anni, di Menfi. Intanto, domenica prossima, alle 11:30, nella Basilica Cattedrale di San Gerlando, sarà presieduta dal Cardinale Francesco Montenegro la messa della giornata regionale del ringraziamento della Coldiretti. Per la giornata in cattedrale saranno presenti i consiglieri ecclesiastici, presidenti, direttori e rappresentanti delle varie sezioni provinciali per vivere un momento di preghiera, ringraziamento e di riflessione sulla realtà agricola della Sicilia. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Terremoto del Belice, 52 anni fa, il sisma che devastò la valle siciliana, 16 scosse, 231 le vittime accertate, oltre 600 i feriti, decine di migliaia gli sfollati, i particolari nel servizio. Molte zone testimoniano ancora scenari da città fantasma permeate da silenzio assoluto, distruzione e terrore. Pareti distrutte, strade sventrate, conci di tufo ruzzolati a caso, mostrando la fragilità dell'uomo e dei suoi manufatti rispetto alla forza incontrastabile della natura. Un silenzio che urla, rimanda ad occhi sbarrati dalla paura, fughe verso l'istinto di sopravvivere a quel sisma che ha pesantemente colpito il Belice. Una serie di forti scosse, la prima alle 13:28 del 14 gennaio con gravi danni a Montevago, Gibellina, Sala Paruta e Poggioreale, una seconda alle 14:15 sentita fino a Palermo, Trapani, Sciacca, un'altra alle 16:48 causò danni gravi a Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Sala Paruta, Salemi, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa e Vita. Nella notte alle 2:33 del 15 gennaio una scossa molto violenta portò devastazione e si sentì fino a Pantelleria, ma quella più forte si verificò dopo alle 3:01 con effetti più gravi. Non ci fu mai un numero accertato di vittime, si parlò di oscillazioni tra 200 e 350 morti e i feriti oltre 600, gli sfollati circa 70.000, ma sono numeri con stime che arrivano a triplicare questi dati. Nella visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 50° anniversario, quando lo stesso aveva invitato il coordinamento dei sindaci ad andare a Roma per proporre soluzioni, ancora nulla di fatto. Intanto il territorio è ancora massacrato dal devastante sisma e i cittadini vivono in situazioni di assoluta precarietà.
Sarà più semplice ottenere un'autorizzazione a costruire nelle zone a bassa sismicità. Il Genio Civile di Agrigento, guidato da Rino Lamendola, ha infatti attivato le nuove procedure semplificate per la realizzazione di nuove costruzioni e per l'esecuzione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle costruzioni esistenti ricadenti nel territorio a bassa sismicità, come quello di Canicattì, Favara, Licata e di altri 10 comuni della provincia, cioè Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Lampedusa Linosa, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa. Per costruire in questi centri non sarà più necessaria l'autorizzazione sismica preventiva, neanche per gli interventi per i quali il decreto sblocca cantieri aveva prescritto l'inizio dei lavori solo a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo del Genio Civile. Per questi interventi basterà adesso un semplice deposito del progetto fruendo della piattaforma informatica sismica, attraverso la quale il Genio Civile rilascerà l'attestato di deposito in tempo reale. La legge 156 dello scorso mese di dicembre e il tempestivo decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, l'architetto Salvo Lizio, dice il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola, ci ha offerto l'opportunità di segnare un'altra tappa lungo il percorso per un proficuo snellimento delle procedure finalizzato a rilanciare l'edilizia, che costituisce un settore importante per la ripresa economica del nostro contesto territoriale. Tale percorso era stato già avviato ad aprile dello scorso anno con l'individuazione degli interventi minori classificati dalla Regione Siciliana quali non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. Grazie a questa riforma, che produce effetti sull'intero territorio provinciale, a prescindere dalla classificazione sismica, i cittadini che oggi intendano costruire una piccola tettoia, un gazebo, un muretto di recinzione e altre opere minori, chiaramente identificate sul sito web del Genio Civile, devono semplicemente inviare allo stesso ufficio una comunicazione con una sintetica descrizione delle opere da realizzare, indicando le generalità del progettista e del direttore dei lavori. A fronte del notevole snellimento delle procedure per un veloce avvio dei lavori, il Genio Civile intensificherà i controlli a campione sul territorio provinciale al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere delle norme tecniche vigenti. Santo Stefano Quisquin è stata proclamata la città del formaggio 2020. Margherita Trupiano. Con la consegna della relativa segnaletica, il comune di Santo Stefano di Quisquina è stato proclamato Città del Formaggio 2020. Il riconoscimento nell'ambito del progetto Città del Formaggio, coordinato dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi e dall'Accademia del Gusto Mediterraneo. La cerimonia di consegna, alla presenza del sindaco, degli assessori, del presidente del Consiglio Comunale, è avvenuta ad Enna domenica scorsa. Nell'ambito della manifestazione è stato anche presentato il video Picu Picu Picuraro, protagonista il pastore Ignazio Ciccarello, un riconoscimento prestigioso che gratifica un percorso di valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze agroalimentari supportato anche in questi anni con continuità dalla pubblica amministrazione, dice il sindaco Francesco Cacciatore. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.